Grazie Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Che giorno speciale oggi, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie Spirito Santo. Questa mattina, Signore, ci possono essere conversione. Possibile se fede tu hai. Tutto è possibile se fede tu hai. Fede muove la mano di Dio, la sua parola è vita. Tutto è possibile se fede tu hai. Tutto è possibile se fede tu hai. Tutto è possibile se fede tu hai. Fede muove la mano di Dio, la sua parola è vita. Tutto è possibile se fede tu hai. Tutto è possibile se fede tu hai. Tutto è possibile se fede tu hai. Fede muove la mano di Dio, la sua parola è vita. Tutto è possibile se fede tu hai. Fede muove la mano di Dio, la sua parola è vita. Tutto è possibile se fede tu hai. Fede muove la mano di Dio, la sua parola è vita. Tutto è possibile se fede tu hai. Signore. Amen. Non c'è nulla di impossibile per Dio. Quel lebbroso uscì dal luogo dove si trovava
e andò ai piedi di Gesù, si inginocchiò e gli disse: Signore, io so che se tu vuoi, tu puoi. Il Signore stese la sua mano: sì, lo voglio, sii netto dalla tua lebbra. Alleluia! Abbiamo un Dio grande, Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Il miracolo più grande non è quello fisico, di ricevere una guarigione fisica. Il miracolo più grande che può venire nella nostra vita è la salvezza, è la guarigione dell'anima, perché quella dura per l'eternità. E questa mattina ascolteremo ciò che Dio ha fatto ancora, e ci sono ancora diversi in mezzo a noi che il Signore deve ancora realmente toccare i loro cuori in maniera profonda, perché possiamo vederli ancora anche loro scendere nelle acque battesimali, perché il battesimo è un patto che noi facciamo con Dio. È una dimostrazione di quello che è già avvenuto nella nostra vita. Dio ci ha salvati, è morto su quella croce per ognuno di noi, ha dato la sua vita per noi, io la mia vita oggi la voglio consacrare al Signore. Questo è il patto che noi facciamo con Dio. Amen. Che giorno speciale. Siete contenti? Amen. Questa mattina quelli che si battezzano assisteranno al loro funerale. Eh sì, perché moriranno in Cristo e risorgeranno con Cristo. Amen. Quindi è il funerale che tu puoi assistere, perché ai nostri funerali normali non sai quello che succede intorno a te, ma oggi invece tu vedrai il tuo battesimo e il tuo funerale. Amen. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Alleluia, gloria a Dio. Abbiamo un altro inno? Alleluia. Fatemi vedere la vostra gioia. Amen. Benedice Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza, il campo mio qua giù finirà. La mia anima continuerà a lodarti, per 1000 anni e per l'eternità.
cantare la seconda strofa di nuovo, perché è una certezza meravigliosa, alleluia, che quando i nostri giorni qui sulla terra finiranno, perché non saremo più qui perché il Signore ci chiama a casa, ci richiama a tornare a casa, noi vivremo per l'eternità. L'Apostolo dice è una viva speranza, non è una speranza morta, è una viva speranza. Alleluia. Quanti hanno questa piena convinzione? Li dovremmo avere tutti, coloro che sono nati di nuovo, coloro che hanno fatto un'esperienza con il Signore. Perché se viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Amen. E allora cantiamolo con gioia questo. Facciamogli venire un mal di testa all'avversario nostro. Gli facciamo venire un mal di testa quando noi crediamo questo. Perché lui cerca di intimorirci. Ma noi vogliamo cantare proprio ponendo mente a queste parole. Vedete, la gioia parte dentro il cuore. Perché è qualcosa che non avremmo mai potuto comprarcela. La salvezza è per grazia. Amen. Quello che dobbiamo fare noi è credere. Io credo che Gesù è morto per i miei peccati. Amen. Alleluia. Il giorno in cui non avrò più forza. Alleluia. Gloria a Gesù. Quando finirà. Santo sei, Signore. La mia anima Alleluia. continuerà a lodarti. Sì, Signore. Per 1000 anni e per l'eternità. Alleluia. Alleluia. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Su, alleluia. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Coloro che ci hanno preceduti in gloria, Signore, che sono lì davanti al tuo trono, Signore, alleluia, che stanno gioendo alla tua presenza, che hanno creduto con il loro cuore, Signore, e sono lì alla tua presenza, Signore, a lodare e benedire il tuo nome. Alleluia. Signore, fa che ognuno di noi possa rimanere fedele a te fino all'ultimo istante della nostra vita, perché anche noi vogliamo venire lì alla tua presenza, a gioire insieme a quanti ci hanno preceduti. Grazie Spirito Santo per questo culto, grazie per quello che tu ci darai in questo giorno. Grazie nel nome di Gesù. Alleluia. Santo sei, Signore. Alleluia. Gesù il Re di gloria viene sulle nuvole, gli angeli lo lodano. Il suo
gente di ogni nazione viene a lodare te, adoriamo il Re dei Re, risplenderà la gloria, ogni occhio ti vedrà e canterà, canterà. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Tu che sai cambiare il cuore, cambiami Signore, cambia il mio dono, fa che la tua volontà sia fatta in me. Ma che ami come te, apri gli occhi miei che io veda in te tutto ciò che in me è tuo per sempre. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. 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 Osanna su nei cieli. Osanna su nei cieli. Osanna su nei cieli. Signore, sono consapevole che in mezzo a noi ci sono chi sta passando un momento molto difficile. Sono consapevole, Signore, il dolore, la paura, l'angoscia. E abbiamo cantato, Signore, cambia il lutto in gioia. Tu sei l'unico che lo puoi fare, Signore. Questa mattina puoi riempire questi cuori dalla paura, dalla preoccupazione. Signore, fa che possano questa mattina gioire alla tua presenza. Allontana dalla loro mente, Signore, questa situazione, affinché possano ricevere la tua pace, quella pace che sopravanza ogni intelligenza. Signore, fa che possano essere uniti con noi in questo culto. Sono qui proprio per questo, Signore, perché desiderano, Signore, ricevere una parola che viene dal tuo trono. E Signore, tu sei l'unico che può cambiare i cuori. Grazie, perché noi confidiamo in te per i nostri infermi in questa comunità. Signore, stendi la tua mano di guarigione. Sia fatta la tua volontà. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Accomodatevi pure. Gloria a Gesù. Alleluia.
Stamattina è un giorno speciale, un giorno glorioso. Non so quanti battesimi avrò fatto, non lo so, ma mi commuovo sempre. Anche voi? Anche voi? Perché è una gioia poter vedere l'opera del Signore, l'avanzamento del regno di Dio. E come anche il Signore in questa comunità ogni anno ci dà questa gioia. In mezzo a tante battaglie ci sono le battaglie, le situazioni difficili, ma il Signore porta sempre gioia. Il Signore cambia, trasforma. E la cosa meravigliosa è che quello che opera non è la bravura di un uomo, non è la capacità di un pastore o di un leader, ma è l'opera e l'azione dello Spirito Santo che compie nella vita di una persona. Amen. E lo Spirito Santo ancora oggi è all'azione, è all'opera, che Lui salva, che Lui sana, che Lui guarisce, che Lui è in cerca di coloro che l'adorano in spirito e verità, dice la parola di Dio. Il Padre è in cerca ancora di coloro che l'adorano in spirito e in verità. Gloria a Dio. La mia preghiera è sempre che in questa comunità che il Signore ci ha dato ci possa essere sempre la Sua presenza, perché quello che fa la differenza nella Chiesa è la presenza del Signore. Siete d'accordo? Non è la bravura di musicisti, di cantante o dell'oratore, della bravura di chi predica, no, quello che fa la differenza è la presenza del Signore in mezzo a noi, perché è Lui che guarisce, è Lui che sana, è Lui che salva, è Lui che battezza nello Spirito Santo. Amen. Adesso vogliamo leggere, ci prepariamo per la predicazione della parola di Dio, perché dopo abbiamo le testimonianze e dopo c'è anche un filmato da farvi vedere. Volevo ringraziare il Signore in modo particolare per l'altra sera, che siamo stati qui, abbiamo fatto una piccola cena con i fratelli che si occupano, sono disposti per la finestra del sole, che è la nostra praticamente il banco alimentare, diciamo, che andiamo a raccogliere. Voglio ringraziare il Signore per Antonella, per Alessandra, per aver preso questo impegno, lo stanno portando avanti e Dio è fedele e buono, amen. Voglio ringraziare quanti si adoperano, per quanti si impegnano quel sabato a stare lì fuori e stiamo cercando ancora altri, vero Antonella? Poi magari la settimana prossima, non so quando, vi diamo spazio però già questa mattina ci sono stati altri 2 che mi hanno detto noi ci siamo, vogliamo esserci presente. Gloria a Dio! Amen! Alleluia! Dio alla ricerca di soldati. Dio vuole arruolare per l'opera sua. Leggiamo la parola di Dio in Atti capitolo 16, leggeremo dal 15, il versetto 40 e poi leggeremo dal 16, dall'1 al versetto 34, quindi leggeremo abbastanza. Non potevo prendere da qui là cioè leggere soltanto alcuni versetti e poi entrare nel contesto, ma volevo proprio farvi vedere come l'azione dello Spirito Santo opera nella vita, che poi fra le altre cose è proprio quello che il Signore ha fatto in queste 2 nostre sorelle che questa mattina hanno deciso di scendere nelle acque battesimali, che vengono da una famiglia convertita. Sappiamo, sua mamma poco tempo fa ha raggiunto il cielo e con il Signore. Massimo è qui, il papà, ci sono tutti i fratelli, le sorelle. È bellissimo vedere l'opera di Dio in una casa. Egli usa la benignità fino alla 1000ª generazione. Gloria a Dio! La mia famiglia è la 4ª generazione. E chissà, forse i pronipoti, i nipoti ancora, ci sono i piccolini in chiesa, li vediamo, figli di nipoti che stanno camminando nelle vie del Signore, che frequentano la scuola domenicale. Che bello, gloria a Dio. Non far mancare mai la scuola domenicale al tuo figlio. Poi dopo magari vedremo anche il filmato dei bambini. Va bene, versetto 40. Paolo invece sceltosi per compagno Sila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio e attraversò la Siria e la Cilicia confermando le chiese. Ora egli giunse a Derba e a Listra
Ed ecco qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea, credente di madre greco, in cui rendevano buona testimonianza i fratelli a Listra e di Iconio. Paolo volle che questa andasse con lui, così presolo con sé, lo circoncise, a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco. Ora voglio subito spezzare una lancia. Non è che quando ci convertiamo dobbiamo essere circoncisi. Paolo lo fece per un motivo, abbiamo letto qui. Lo dico perché ci sono alcune comunità che sono un po' indirizzate verso queste cose perché loro sono molto all'interno del popolo di Israele. No, la vera circoncisione, Paolo dice, è quella del cuore. Quella è la vera circoncisione. E come essi attraversarono le città, ordinavano loro di osservare i decreti stabiliti dagli apostoli, dagli anziani a Gerusalemme. Le chiese dunque erano fortificati nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo ad annunciare la parola in Asia. Vi sembra che lo Spirito Santo ti toglie qualcosa di cui hai il desiderio, no? Di salvare, perché questa è l'opera dello Spirito Santo. Però in questa occasione lo Spirito Santo glielo impedisce di andare lì. E abbiamo detto proprio domenica scorsa, a volte Dio ci fa fare delle strade, ci fa allungare delle strade, ci fa percorrere delle strade, che invece potremmo fare altre che sono più semplici, ma Dio conosce quale strada dobbiamo fare. In questo caso glielo viete. Giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito Santo non glielo permise loro. Così attraversarono la Misia e discesero a Traus. Ancora la seconda volta, un desiderio che loro avevano in cuore, lo Spirito Santo glielo viete. Fratelli, è meraviglioso ascoltare lo Spirito Santo. È meraviglioso quando lo Spirito Santo ci parla e ubbidire alla voce dello Spirito Santo, perché Lui sa quello che è meglio per noi. E durante la notte apparve a Paolo in visione, gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia a soccorrerci. Dopo che ebbe vista la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati lì per annunziare loro il Vangelo. Perciò sappammo da Troas, puntammo diritto su Samotracia. E il giorno seguente a Neapolis, che non è Napoli, non è Napoli in spagnolo, è Neapolis, è una città. E al di là a Filippo, che è la prima città di quella parte della Macedonia, è una colonna romana. E restammo in quella città diversi giorni. Il giorno di sabato andammo fuori dalla città lungo il fiume, dove è il luogo ordinario della preghiera, e postoci a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciando di porpere della città di Teatiri, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Voglio sottolineare questo e voglio subito fermarmi, che è il Signore che apre il cuore, che è lo Spirito Santo che compie l'opera in mezzo a noi e che la salvezza appartiene al Signore. Ed è Lui che parla ai cuori. Dice sì, questa donna era in ascolto a quello che Paolo predicava, ma non è stata la capacità di Paolo. Non è stato l'oratore Paolo che ha portato alla salvezza questa donna, ma il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto detto da Paolo. Quindi non è la religione che ti salva, non è appartenere ad una religione, è lo Spirito Santo che compunge il tuo cuore, che parla alla tua vita e che ti fa comprendere che sei un peccatore e che hai bisogno del sangue di Gesù sulla tua vita. La salvezza è opera dello Spirito Santo. Siete d'accordo? Se siete d'accordo dite un amen. Gloria a Dio. Dopo essere stato battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato essere fedele al Signore, entrate in casa mia e fermatevi. Cosa avviene dopo la salvezza? Che cosa è avvenuto subito dopo che questa persona ha aperto il suo cuore al Signore? Come abbiamo letto qui, il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle parole di Paolo dopo essere stata
Battezzato. Quindi la prima cosa che fa una persona quando il Signore entra nella nostra vita è quella proprio di battezzarci. Il battesimo è importante. Qualcuno dice: ma non occorre, non importa, sei stato battezzato da piccolino, ti hanno battezzato nella fede cristiana. Questo era quello che pensavano, di aver fatto un battesimo, ma quello non è un battesimo biblico. Perché il battesimo biblico avviene quando io personalmente apro il mio cuore al Signore, all'azione dello Spirito Santo, comprendo il significato del battesimo, che Cristo è morto per i miei peccati e quindi dono la mia vita al Signore. E quindi che cosa faccio? Ricevo un'investitura, perché non sapete che tutti quelli che si sono battezzati in Cristo si sono rivestiti da Cristo Gesù. Cristo viene ad abitare nella nostra vita. E una voce arriva dal cielo, come è arrivata quella voce su Gesù quando è uscito dalle acque battesimali. Questo è il mio diletto figliuolo in quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Nel regno spirituale una voce si eleva e dice: questa mia figliuola, questo mio figliuolo oggi ha dato la sua vita a me e appartiene a me. E le tenebre ascoltano questa voce. Ecco perché il battesimo è qualcosa che noi lo facciamo pubblico, ma sappiamo che intorno a noi ci sono le principate, le potestà, che ascoltano che la vita di questa persona l'ha affidato al Signore. Ha creduto che Gesù Cristo è morto per i suoi peccati. Se mi avete giudicato essere fedele al Signore, entrate in casa mia e fermatevi. Questo avviene quando l'azione dello Spirito Santo entra nella nostra vita. Che cosa succede? Succede che quest'opera lo vogliamo anche estendere alla nostra casa, alla nostra famiglia, a quelli che ci appartengono. E dice: venite a casa mia, entrate a casa mia, portate la salvezza a casa mia, predicate il Vangelo a casa mia. Quando noi facciamo gli incontri nelle famiglie, nelle case, prima facevamo gli incontri di preghiera nelle case, andavamo lì, c'erano i vicini, c'erano le persone che ascoltavano, perché il desiderio che quello che hai ricevuto tu lo possano ricevere anche gli altri, lo possano ricevere anche i tuoi familiari, i tuoi figli, la tua famiglia. La mia famiglia, grazie a Dio, attraverso la salvezza di mio padre, di mia madre, ci siamo convertiti quasi tutti. C'è ancora qualcuno che non ha ancora convertito. Ma grazie a Dio, proprio per questo, perché hanno fatto entrare nella propria casa. E voglio spendere un'altra parola. È meraviglioso accogliere i fratelli e le sorelle in casa. È meraviglioso la comune adunanza. È meraviglioso accogliere i fratelli e le sorelle nelle nostre case, nelle nostre abitazioni, per poter parlare del Signore. Siete d'accordo, no? Quando entra un fratello, una sorella, è una gioia poter stare insieme. E quindi li costrinse ad accettare. Venite a casa mia, li costrinse ad accettare. Entrate, venite a casa mia. Ora avvenne che mentre andavo al luogo della preghiera ci venne incontro una giovane serva che aveva uno spirito di divinazione, che faceva l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messesi a seguire Paolo e noi gridava dicendo: questi uomini sono servi dell'Iddio Altissimo e annunciano la via della salvezza. Ed essi fece questo per molti giorni. Grazie per il discernimento degli spiriti. Grazie per questo dono meraviglioso che il Signore ci ha allargito, ha dato alla sua Chiesa, in modo particolare ai suoi servi. Avere il discernimento degli spiriti. D'altronde cosa stava dicendo di male questa donna? Niente, anzi li onorava dicendo: questi uomini sono, ma aspettavano che poi questi uomini se ne fossero andati e loro poi, avendo avuto poi anche un apprezzamento, avrebbero potuto svolgere quel dono che avevano, che era un dono satanico. Ma il Signore non glielo permise. Essa fece questo per molti giorni, ma Paolo infastidito si voltò e disse allo spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. Ed egli uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svenito, presero Paolo e Sila e lo trascinarono sulla piazza nel mercato davanti ai magistrati. E presentatole ai pretori dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze
che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare e di osservare. Allora la folla insorsero tutti insieme contro di loro e i predoni, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti, con molti colpi li gettarono in prigione e comandarono al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò loro i piedi ai ceppi. Ora, verso mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. E improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce dicendo: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E chiesto un lume, egli corse dentro e tutti tremanti si gettarono ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condussero fuori e dissero: signori, cosa dobbiamo fare per essere salvato? Ed essi dissero: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Poi essi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli li prese in quella stessa ora nella notte e lavò loro le piaghe. E lui tutti i suoi furono subito battezzati. Condottoli fuori quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua casa di aver creduto in Dio. Gloria al nome del Signore. È meraviglioso questo passo. È meraviglioso vedere, io mi immagino Paolo, mi sono sempre immaginato Paolo che vuole andare a predicare in 2 posti e lo Spirito Santo glielo vieta di andare a predicare, quindi dice: va bene, adesso ho avuto questa visione da parte del Signore e tutto mi andrà bene, perché Dio mi ha dato questa visione, quindi mi andrà tutto bene. Mentre invece Paolo in questa occasione viene picchiato, frustrato e viene messo in prigione. A volte ci domandiamo, è vero o non è vero, quando stiamo facendo qualcosa per il Signore, le cose sono controverse, ci domandiamo: ma Signore, sto facendo la tua volontà, ma perché mi hai chiuso quella porta e mi hai aperto questa e in questo mi fai trovare problemi che magari nell'altro non avrei trovato problemi? Vi è mai successo questo? A me è successo alcune volte, però c'è un piano di Dio. Dio ha sempre un piano meraviglioso, che noi non sappiamo, che noi non comprendiamo, ma Dio ha un piano meraviglioso. E in questo caso noi vediamo che questi uomini vengono picchiati perché stanno annunciando l'Evangelo, stanno annunciando il regno di Dio. Prova a parlare del Signore a qualcuno, prova a dire del Signore che quello che tu credi, quello che tu pensi, e vedi nell'ambito di lavoro quello che pensano di te, quello che dicono di te. Invece se tu parli tutt'altro, di sport, di sesso, sono amici, amicissimi. Ma quando inizi a parlare dell'esperienza che tu hai fatto con il Signore e quando tu dichiari la tua fede e quando dichiari quello che la parola di Dio ti dice, tu prenderai invece parole che non sono belle, se tutto ti va bene. Se no perdi anche amicizie. È vero o non è vero? È vero, troppo è vero. Ti senti un pesce fuor d'acqua, ma ringrazia il Signore perché fai parte dei pesci che il Signore ha chiamato a sé e ti ha messo in una piscina particolare. Amen. Ora cosa succede? Succede che il carceriere, quest'uomo, che gli viene affidato un compito, per la paura che questi scappano, li butta in fondo alla prigione. E li lega anche ai ceppi, ai piedi. Questa mattina voglio dirti una cosa. Quelli che per te sono, o sono stati o lo sono ancora, persone che ti hanno fatto del male, persone che ti stanno facendo del male, sono proprio quelli
che Dio parlerà al loro cuore. Sto parlando profeticamente questa mattina, perché questo passo, quando l'ho letto, ho detto: Signore, ma cosa posso prendere da questo passo oltre al battesimo? E io voglio dirti, proprio c'è qualcuno che ti ha gettato proprio in fondo, che ha cercato anche di legarti, forse una persona che ha autorità nella tua azienda, nella tua ditta, non lo so. Ma in questo caso, proprio in quell'occasione, Paolo e Sila non si lamentano. Paolo e Sila sono stati frustati, e la frustatura non era semplicemente una cosa, perché Paolo parla di queste frustrature. Dice: una volta ho avuto 40 meno 1, e se si arrivava alla 41esima morivano. 40 meno 1 battiture. Come ti senti dopo essere frustrato? Stai lì gettato? Hai una delusione spirituale nella tua vita? E a un certo punto loro cosa fanno? Fanno quello che sono abituati a fare, e facciamo quello che anche noi siamo abituati a fare. È difficile, ma la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo offrirgli un sacrificio di lode. Quando siamo in un momento particolare, offra a Dio il sacrificio della lode. È un sacrificio in quel momento, ma ti metti a lodare il Signore. E quando noi lodiamo il Signore, che cosa avviene? Un terremoto nell'ambito spirituale. È avvenuto un terremoto. Le porte si sono scrollate, le celle sono scrollate. Non hanno chiesto: Signore, liberaci. Non hanno detto al Signore: non lo vediamo. Loro stanno lodando il Signore. Non stanno chiedendo di essere liberati, stanno lodando il Signore in questa situazione. Allora, in alcune situazioni in cui ci troviamo, al posto di chiedere al Signore, perché poi non sappiamo la volontà di Dio, ma al posto di quello lodiamolo. Benedici, anima mia, benedici l'Eterno, non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue informità, che ti fa ti corona di benignità e di compassione, che sazia di bene la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila. Egli ha allontanato da me le mie trasgressioni, come lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da me le mie trasgressioni. Benedici, anima mia. È un insetticida per il diavolo. E allora un terremoto. La scrittura dice che tutti udivano le loro lodi. Tutti udivano. Tutti ascoltavano. Perché quando tu lodi il Signore nella tua casa, o anche in azienda, o dove lavori, che magari hai ricevuto una parola ma ti metti a cantare, tutti lo ascoltano, tutti vedono il tuo volto e ti vedono raggiante. Perché? Perché stai lodando il Signore, perché c'è dinamite nella lode, c'è una liberazione. E così avviene che questo carceriere a un certo punto si vuole togliere la vita, perché ha paura che tutti sono scappati, e lui aveva una responsabilità a riguardo di questo. E Paolo cosa fa? Il peggiore nemico, a quello che gli ha messo le catene, a quello che l'ha frustato, a quello che l'hanno buttato dentro la cella, dice: non toglierti la vita. Forse noi gli avremmo detto: tieni la spada. Non la trovi? Tieni la spada. Paolo, non farti del male. Non farti del male. E questo ci insegna qualcosa. Ci insegna a lasciare ogni cosa nelle mani di Dio. Amen. E ci insegna a comprendere che anche il tuo peggior nemico può essere il tuo migliore amico. Perché dopo Paolo va a mangiare a casa loro. E lui gli fascia le ferite. È meraviglioso questo. È meraviglioso. Non farti alcun male. E allora corrono e si inginocchiano ai piedi, perché riconoscono che Paolo e Sila sono uomini di Dio, e questo riconosceranno da ognuno di noi quando noi vinciamo con l'amore. Con l'amore, non con le battaglie bibliche. Non che tu sai, tu non sai, nella Bibbia è scritto: ma tu dovresti comportarti, ma tu dovresti fare, ma tu... Con l'amore. Cristo ci ha conquistato con l'amore. Padre, perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo, e lo stavano uccidendo, togliendo la vita al Re dei Re, al Signore dei Signori. Padre, perdona loro. In settimana nello studio biblico ho parlato proprio di un insegnamento meraviglioso che il Signore ci ha dato nell'ultima cena. Nell'ultima cena
si mette un grembiulino qui, che facevano gli schiavi degli schiavi facevano questo, lavare i piedi, gli ultimi. Gesù si inginocchia, gli lava i piedi, anche a Giuda, e gli dà il boccone, quello che era il più buono, l'ultimo, la scarpetta, gliela dà in bocca e gli dice: quello che devi fare, fallo presto. Ma glielo dà e sapeva. E dopo dice: avete capito avete compreso quello che vi ho fatto? E quello che ho fatto io, fatelo anche voi. Con l'amore, non farti del male. Allora si inginocchiano a terra davanti a due uomini come lui e dice: Signori, riconoscono l'autorità. Signori, che cosa dobbiamo fare per essere salvati? Come possiamo essere salvati? Molti non lo sanno, purtroppo. Abbiamo assistito a un funerale, uno degli ultimi funerali dove siamo stati, che abbiamo sentito che la salvezza sia per opere. Per opere. La salvezza non è per opere, è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è un dono di Dio per la salvezza. Efesini 2, 4, 9. È per grazia che voi siete stati salvati, non è per opere, anche perché non potremmo veramente dire nulla davanti al Signore. Cosa dobbiamo fare per essere salvati? E la risposta è: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Permettetemi di dire una cosa. Non lo so, ma questo mi dà una certezza nel mio cuore. Massimo è qui, sua moglie è con il Signore, ma credo che con questa speranza era una certezza ed è una certezza nella loro vita. E sua mamma adesso con il Signore. Un giorno li potrà vedere, li potrà abbracciare. Non mi domandate se vedono dall'alto, se vedono, non me lo domandate perché non lo so, vi direi una bugia, però so che un giorno ci incontreremo. Mio padre non ha potuto vedere i miei fratelli venire al Signore, ma quando mi sono portato a casa, ognuno di noi, quando è morto papà, mamma, ognuno di noi ha preso qualcosa di loro e ce lo siamo portati via. È una delle promesse di mio padre, che era proprio lì in pane di vita. C'era proprio questo: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E papà aveva messo dietro tutti i nomi dei figli che ancora non erano convertiti, erano scritti là dietro. E quando abbiamo fatto il funerale a mio papà, io le ho presentato quel biglietto e ho detto: papà ci ha sempre creduto, vedete? Adesso papà non è più qui, è lì davanti alla presenza di Dio, ma per il Signore non si è mai dimenticato le promesse. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Egli usa benignità fino alla 1000ª generazione di coloro che lo amano e lo servono. Se non hai ancora fatto un patto con il Signore, se non lo hai ancora fatto, fallo quanto prima possibile. Salva anche la tua casa, la tua famiglia, i tuoi figli. Credi a queste promesse del Signore, afferrale per fede e dire: Signore, io credo che tu salverai. Io credo, Signore, non so quando farai, quando lo farai. Però, fratelli, voglio dirvi questo, che la salvezza è personale ed è individuale. Il Signore non vuole nessuno per forza. Se avessimo potuto convertire o qualcuno potesse convertire un figlio o una figlia, penso che pagherebbe una somma, una quota. Al posto di comprargli una casa, dice: io gli compro la salvezza, ma non si può comprare la salvezza. Salmo 46, se non mi sbaglio, se la mia mente ancora mi regge ancora. Salmo 46. No, forse è 49. Wow. Sì,
Salmo 49, versetto 7 e 8. Ascoltate bene. Anzi, per favore, Deborah, lo puoi mettere qui? Perché so che molti non hanno la Bibbia. Allora lo leggete, lo leggiamo insieme. Guardate cosa afferma. Questa volta questa cosa qua glielo dissi a un sacerdote, io, che mi chiese, e mi disse: ma pastore, e io gli lessi questo, dice: ma sai che non l'ho mai visto? Ti converrebbe andarla a leggere. Guardate cosa dice: nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto. Nessuno può in alcun modo. Il prezzo del riscatto è troppo caro, perché chi l'ha riscattato è il sangue di Gesù, perché noi non siamo stati comprati né con oro né con argento, ma col prezioso sangue di Gesù. Versetto successivo. Perché il riscatto della sua anima è troppo caro e il suo costo non basterebbe mai. Hai voglia di fare messe? Hai voglia di fare preghiere? Non potrai mai riscattare o passarlo, se fosse possibile, da un luogo a un altro luogo. Coloro che sono in Cristo si addormentano in Cristo e si risvegliano in Cristo, perché siamo in Cristo e abbiamo creduto in Cristo. Amen. Quindi è troppo. Allora cosa dobbiamo fare per essere salvati? Credi nel Signor Gesù, non c'è in nessun altro la salvezza. La salvezza è in Gesù Cristo. In nessun altro è la salvezza. Lui è la via, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tutti dobbiamo passare attraverso il sacrificio di Cristo. Quella porta, dice: io sono la porta delle pecore. Amen. Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli li prese in quella stessa ora di notte, le lavò le loro piaghe, e lui e tutti i suoi furono battezzati. Che festa meravigliosa! Che festa grande in una famiglia. Che gioia vedere i nostri figli scendere nelle acque battesimali. Quanti hanno avuto i figli che sono battezzati? Alzate le mani. Gloria a Dio, li avete visti scendere nelle acque battesimali, è vero o no? Non è una gioia? Io ho detto sempre, questo è il contratto più importante che tu abbia potuto stipulare nella tua vita. E non hai pagato niente. Non hai pagato nulla. È il contratto migliore che un figlio e una figlia possa dare. Ed è meraviglioso. Io ricordo ancora quando le mie figlie dissero: papà, i prossimi battesimi ci saremo anche noi. Wow! E io dissi: mettete poca acqua perché sicuramente la riempierò io con le lacrime. E sono convinto che questa mattina, per quello che ascolteremo, vedremo ancora, piangeremo nella presenza di Dio, la gioia del Signore, perché Dio fa cose grandi, meravigliose, stupende. Dio sa cambiare le circostanze. Il nostro Dio va oltre quello che noi immaginiamo e pensiamo. Amen. Chiamo i musicisti da venire qua su, per favore. Però nel frattempo c'è un filmato da farvi vedere. E poi i musicisti, mentre io mi vado a cambiare. Gloria a Dio.
Pace a tutti. Papà mi ha colto di sorpresa perché avevamo detto dopo il video, ma va bene. Ieri siamo andati a fare una gita con i bambini della scuola domenicale. Di solito lo facciamo sempre a inizio, prima di cominciare, in modo che le famiglie e i bambini si possano conoscere un po' meglio, ecco. E siamo andati a vedere al Parco delle Farfalle, ci siamo divertiti tantissimo. Almeno spero che si siano divertiti tutti, ma credo di sì. Abbiamo passato veramente una bella giornata ed è bellissimo stare con i bambini che sono stupendi come sempre, e tra l'altro è bello vederli fare amicizia e spero che possiamo vederli crescere. Alcuni già erano nella scuola domenicale, li stiamo vedendo crescere pian piano, sono aggiunti altri e speriamo di poterli vedere crescere nelle vie del Signore e potergli comunicare qualcosa. Abbiamo scelto il Parco delle Farfalle perché volevamo dare ai bambini anche un messaggio proprio del fatto che il messaggio che accettando il Signore nel nostro cuore veniamo trasformati, un po' come il bruco diventa farfalla. E quando accettiamo Gesù nel nostro cuore diventiamo la versione migliore di noi stessi che possiamo essere. Nella Bibbia infatti c'è scritto che quando accettiamo Cristo siamo una nuova creatura completamente, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. E questo può accadere per ognuno di loro e accadrà anche oggi con il battesimo, perché quando usciranno dall'acqua saranno delle nuove creature, le cose vecchie saranno passate, diventerà tutto nuovo. E speriamo, la nostra speranza viva è di poter servire il Signore ogni giorno della nostra vita, che sia un giorno, una settimana, un anno o quello che il Signore è in serbo per noi, e poi poter andare appunto, come abbiamo detto oggi, in cielo a lodarlo per tutto il resto della nostra vita. E voglio ringraziare anche le maestre che come sempre fanno un ottimo lavoro, sia quelle che ci sono state ieri che quelle che non sono riuscite a esserci, ma comunque da adesso cominceremo la scuola domenicale e ci impegniamo a lavorare al meglio, insomma, per cercare di portare la parola ai bambini. Grazie, pace a tutti. Io amo la mia chiesa, voi? Pace a tutti, oggi è un giorno veramente speciale perché 2 delle mie figlie si battezzano. Col pastore Gianni di questo fatto non ne avevamo mai parlato, quindi qualcuno dall'alto glielo ha rivelato. Quando io mi sono convertito e ho preso in mano per le prime volte la Bibbia, il versetto 31 di Atti 16 è stato il versetto promessa che Dio mi ha dato. Credi? La mia era una famiglia di atei praticanti, di conseguenza per generazione atei praticanti. In casa da piccolo non si sentiva mai parlare di Gesù, non si sentiva mai parlare di Dio, per cui posso dire con piena consapevolezza e certezza che questo era. E il versetto 31 è stata proprio la profezia che io ho ricevuto, ed è stata la prima profezia, grazie a Dio. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e tutta la tua casa. Adesso siamo perché a me piace dire che ancora siamo in 8, un po' sparsi, tutti qua, tanti qua, mia moglie davanti al Signore. E oggi, come dice la scrittura, è festa grande, gli angeli, ma anche mia moglie, credo che il mio amore sorride e gioisce del fatto che lei è stata dopo di me la prima a credere, e poi i miei figli maschi e poi queste 2 figlie femmine. E Dio non si ferma fin tanto che non si adempie tutta la mia casa. E io sono grato a Dio, proprio questa è la mia testimonianza di gratitudine per la grande grazia che Dio ci ha fatto e mi ha fatto. Grazie Signore. Io sono onorato di questa famiglia, veramente. Li ho conosciuti in un momento particolare della loro vita, tramite Gianluca, ma ho sentito già un qualcosa nel mio cuore, come ci sono state anche in altre occasioni, no? Chissà perché, proprio ai funerali,
Anche Carmela, che non è qui, Carmela è in America con suo marito, torneranno dopodomani il 3. Anche lì, tramite il funerale di suo nipote, che non ci conoscevamo, mi chiesero se potevo ufficializzare a quel funerale un ragazzo che si era tolto la vita, si era suicidato. E senza pensarci nemmeno, e neanche parlare con il consiglio, non parlai nemmeno col consiglio di chiesa, gli dissi la cosa già fatta, dobbiamo fare un funerale. Ma chi? L'abbiamo fatto, e dietro a quel funerale ci sono stati diversi che sono ancora qui, sono con noi, sono venuti al Signore. Diversi sono battezzati nella famiglia. In quella pesca abbiamo preso diversi pesci. In questa occasione lei era una sorella che amava il Signore, che fino all'ultimo ha tenuto fermo saldo la sua fede e ha unito la famiglia. Io sono stato al funerale e ho potuto vedere quel filmato che ha toccato il mio cuore. Una famiglia unita, una famiglia che sono insieme ed è bellissimo, sono tutti qua, mariti, compagni sono qui e bambini. Noi vogliamo credere che il Signore continui l'opera in questa famiglia, soprattutto li tenga saldi nelle vie del Signore, li tenga fedeli al Signore. Allora, la prima che devo chiamare è Alessia, vieni. Allora, io ho bisogno di leggere intanto perché non vorrei dimenticare quello che vorrei dire. Quando mi sono messa a pensare a come è avvenuta la mia conversione, inizialmente sono andata un po' in difficoltà, perché non ho avuto una conversione fulminante. Tornando indietro nel tempo ho realizzato che Dio ha avuto un progetto di benedizione di tutta la famiglia, quello che diceva mio padre. Circa 20 anni fa c'è stato un periodo in cui ci stavamo letteralmente infognando per via di amici dei nostri nonni che ci hanno coinvolto in sedute spiritiche. Siccome Dio le cose le fa perfette, nello stesso periodo Dio permette che mio padre e mia madre si avvicinino ad una comunità di preghiera, dove ricordo che questi amici che ogni tanto venivano, che praticavano l'occulto, dicevano di sentirsi disturbati e che secondo loro non era la strada giusta. In questa comunità di preghiera ho iniziato ad ascoltare la parola di Dio, che per me era ed è tuttora musica per le mie orecchie. Sappiamo però che anche camminando col Signore non è sempre tutto rose e fiori. Io ho vissuto sulla mia pelle cosa vuol dire quando le iniquità dei nostri padri si riversano sulla terza, quarta generazione. Quando mia figlia aveva 2 anni e mezzo, oggi ne ha 14 e mezzo, ho scoperto che quello che allora era mio marito e mia sorella si erano innamorati. Inutile spiegare il senso di devastazione e la sofferenza che ho patita. Ho detto, mi sta tradendo il mio sangue. Ho sofferto poi anche perché per qualche tempo mi è toccato sentire mia figlia che diceva, al quale qualche suo compagnetto le chiedeva, ma quindi quella che è nata chi è, tua sorella o tua cugina? E mia figlia, per tagliare corto il discorso, rispondeva, è una situazione complicata. Immaginate il dolore di vedere questa bambina così piccola doversi fare carico di una situazione così pesante. La mente umana ti fa pensare, chissà che pensa la gente, guarda questa povera sfigata, magari provi vergogna. Il nemico ci prova a metterti KO, facendoti pensare dov'è il Signore se ti succede questo. Oggi a mia figlia dico questo, abbiamo dovuto attraversare la tempesta perché si manifestasse la gloria di Dio. Perché chi conosce la nostra storia, la nostra famiglia da tempo e ci vede oggi, non può fare altro che riconoscere la grandezza di Dio che ristabilisce ogni cosa. Perché nonostante tutto siamo tornati una famiglia unita, una famiglia che non maledice il Signore ma benedice e lode il suo nome. Ed è per grazia sua che io ho perdonato. Credetemi, io non ho fatto nessuna fatica. Ci sono momenti in cui la vita sembra un ring. A volte l'avversario si chiama Satana, altre volte siamo noi stessi. Però nonostante le botte, la stanchezza, la fatica, rimani in piedi, come a dire, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. In questi ultimi 2 anni abbiamo camminato nella fornace, letteralmente. Il dolore per la malattia di mia mamma è stato devastante.
Però anche in questo caso senti che Dio ti alleggerisce il carico. Anche qui la mente umana ti fa pensare, perché così presto, altre cose che provano ad abbatterti. Però ti ricordi che 4 giorni prima di andarsene, la mamma devastata dal male ti dice: lo sai che stamattina mi è venuta fuori, probabilmente sul cellulare, la parola scritta di avere lo sguardo fisso a Gesù? Cito testualmente Ebrei 12. Corriamo con perseveranza alla gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Questo per ribadire il concetto che la potenza di Dio è inarrestabile. La verità è che sui figli di Dio niente ha potere, nemmeno la morte. Voglio dichiarare che la mia vita appartiene a Gesù, che è morto per me e che non è più appeso a un legno, ma è vivo in mezzo a noi. Ed è per questo che il mio cuore arde di sentire ogni giorno la sua presenza, per essere ogni giorno una creatura nuova affinché sia fatta la volontà di Dio. Vieni Stefano, vieni qui vicino. Ci sono altri di voi che volete venire qui? Volete venire qui? Mettetevi tutti qui, dopo quando esce ve l'abbracciate vi bagnate tutti. Venite, venite, non vi... Qua è una gioia, una festa, no? Sorelle, gloria a Dio. Alleluia. Quello che Dio fa è qualcosa di incredibile. Guardate che veramente sono cose... Guarda tua figlia. Gloria a Dio. Sapete, per convertirsi il carceriere di Filippi, che abbiamo sentito, no? La predicazione, abbiamo ascoltato. Per convertirlo ci è voluto un terremoto. Se non veniva quel terremoto magari non si convertiva. Qui c'è stato un terremoto in questa famiglia, ma veramente un terremoto. E ci sono state delle conversioni, e ce ne saranno ancora, credo. Allora, Alessia, la mia domanda è questa. Dagli il microfono a qualcuno. Grazie. Dopo la tua testimonianza che abbiamo ascoltato, tutti quanti noi, di ciò che Dio ha fatto nella tua vita, la mia domanda è questa. Tu credi che Dio ti ha tanto amato che ha mandato il suo figlio sulla croce a morire per i tuoi peccati? Sì. Tu credi che Lui è risorto ed è seduto alla destra di Dio Padre e intercede per te? Sì. Sei pronta ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita? Sì. La testimonianza che tu ci hai dato è questa testimonianza di fede davanti alla Chiesa, davanti ai principati e alle potestà. Il mandato che Dio ci ha dato, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È giunta a me, trasformandomi, dandomi fede, un miracolo ha fatto Gesù in me. Alleluia! Gloria a Gesù! Vieni tesoro, vuoi raccontarla dentro o fuori tu la testimonianza? Piango qua così. Esatto, piangi qua, vieni. Ok. Questa è la mamma di quelle due meravigliose bambine. Che bello. Pace a tutti. Allora, intanto volevo... Aspettate. Vieni qua su, Giuseppe, vieni. Chiudo il rubinetto. Volevo iniziare a dire come ho intrapreso questo cammino. Fino a pochi anni fa io un po' li prendevo per matti, dicevo ma cosa fanno? Per me era un bagno in piscina. Poi l'ho scoperto durante la malattia di mia madre. Quella pace che mi ha toccato era una pace strana, una cosa che non avevo mai provato prima. Il giorno che mio padre ci dice che mia mamma aveva un mese di vita, eravamo tutti insieme tra fratelli, il mondo mi è crollato addosso. Ho visto tutto nero.
per me non aveva senso vivere. Io volevo andare via con mia madre. Senza di lei non potevo stare. Non pensavo di avere 2 figli a casa, proprio ero nero. Poi torniamo a casa, pranziamo. Dopo pranzo mio papà spiega a mia madre un po' più o meno la situazione. Da lì incomincio a sentire questa pace, un qualcosa che mi tocca il cuore. E da quel giorno abbiamo cominciato anche tutti i fratelli e sorelle a dire qualche preghiera, anche a casa, ognuno per conto proprio, insomma, pregare per questa situazione. E da lì questa pace comunque continuava a esistere nel mio cuore. E dico, il Signore evidentemente mi sta parlando, mi vuole dire qualcosa. Quindi io ringrazio intanto il Signore che oggi sono qui a raccontarvela e non sono altrove. E poi volevo ringraziarlo perché oggi sono 2 feste importanti. La ricorrenza della mia nascita, oggi sono 36. E la rinascita nella vita di Dio. Gloria a Dio. Questo è un altro miracolo grande. Alleluia. Martina, davanti a Dio, davanti alla Chiesa, davanti ai fratelli, tu credi che Dio ti ha tanto amato che ha mandato suo figlio a morire sulla croce per i tuoi peccati? Sì, Tu credi che Egli è risorto ed è seduto alla destra di Dio Padre e intercede per te ogni giorno della tua vita? sì, Sei tu pronta ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita? sì. Nella dichiarazione di fede, nel mandato che Dio ci ha dato, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore. Ragazzi, volete dire qualcosa voi? Non vi voglio togliere nessuna opportunità. Volete dire qualcosa? No? Siete emozionati? Ok, allora accomodatevi bene. Allora mentre i musicisti continuano, noi ci andiamo a cambiare. Gloria a Dio, Dio è buono e misericordioso. Alleluia, gloria a Gesù. Un giorno speciale. Questo mi tiene, sì? Ok. Alleluia. Posso io danzare in libertà, perché son suo figlio, perché son suo figlio. Posso io cantare in libertà, perché sono amato, perché sono amato. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare, possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa
c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono, noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono, libero sono. Alleluia. Grazie Signore. Dio la gloria. Adesso vorrei chiamare, che sono già qui, le due che sono battezzate, tutte e due sono ancora dentro. Vabbè, allora cantiamo un altro cantico. Alleluia. Possiamo cantare un canto che piace a me? Dica. E lo sapete, no? Quello che mi piace a me. Qual è? Non c'è. No. A te piacciono tanti, No, quello. gratitudine. Gratitudine. Amen. Gratitudine. Dobbiamo essere grati a Dio. Oh anima mia. Alleluia. Questo mi piace moltissimo. Alleluia. Gloria a Gesù. Le parole no, basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia.
il meglio da offrire amore. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che il meglio da offrire amore. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, alleluia. Oh, alleluia. Signore, grazie, che tu ci stupisci sempre, Signore. Vai al di là. Alleluia. Tu solo, Signore, sai rompere il cuore dell'uomo. Tu trasformi il cuore di Pietro in un cuore di carne. Grazie per le testimonianze che abbiamo ascoltato, Signore, per come tu, Signore, sai parlare ai cuori, qualcosa di incredibile. Signore, grazie per il tuo Santo Spirito, grazie per la vita, Signore. Oh anima mia, non essere timida, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere
gloria a Gesù. Non so se era questa quella che cantavano Paolo e Sila, ma dicevano: anima mia, benedici l'Eterno. Alleluia, un terremoto è avvenuto in quel luogo. Quando tu lodi il Signore in mezzo alle difficoltà, in mezzo ai momenti bui, dove non vedi la luce, arriva la luce del Signore sulla tua vita e invade quel luogo e soprattutto il tuo cuore. Amen. Abbiamo un Dio grande. Non era molto convinto. Abbiamo un Dio grande. Questo era convinto. Il Signore ci benedica. Buona giornata.